Nel pacchetto giovani della Regione Veneto, che riguarda i bandi di completamento regionale per lo sviluppo rurale, ci sono tagli di oltre il 70% rispetto ai bandi precedenti per alcune misure che riguardano i giovani, una mannaia che penalizza proprio le imprese più innovative. La Regione ha avviato l'iter che porterà alla pubblicazione dei bandi entro ottobre, dopo il passaggio in giunta e l'esame della terza commissione, ma i giovani di Confagricoltura alzano la voce e chiedono alla Regione di fare retromarcia. Per quanto riguarda i giovani, vi è un pacchetto da 36 milioni di euro, che è una cifra che sulla carta suona bene, ma che nasconde una doccia fredda. Infatti, ci sono i massimali di spesa che sono stati drasticamente ridotti rispetto al passato. Io che sono chiamato a portare le istanze di tutti i giovani del territorio che si impegnano quotidianamente in agricoltura, voglio dire che non si semina il futuro con le mezze misure. Ai giovani quindi è stato chiesto di progettare, di investire, di rischiare, e ora si abbassa drasticamente il tetto di ciò che è finanziabile. I numeri parlano chiaro e devo dire che fanno male. Da quello che risulta, è stato ridotto di oltre il 70% rispetto ai bandi precedenti, un taglio veramente importante che per chi ha atteso con resilienza ad aderire al CSR si trova ora con delle condizioni di finanziamento completamente diverse rispetto ai propri coetanei, e quindi io voglio dire che è quasi uno schiaffo a chi ha creduto nelle istituzioni, e la situazione è particolarmente frustrante per chi ha seguito alla lettera il percorso previsto, raggiungendo la dimensione minima aziendale, inserendosi correttamente e programmando gli investimenti di sviluppo entro i 24 mesi canonici. Una decisione che delude chi ha con fiducia investito e creduto. La Regione, spiega Menesello, giustifica l'accelerazione dei tempi con la necessità di rispettare i vincoli di spesa europea entro il 2026. Ma anticipare i tempi non può significare retrocedere sulle ambizioni, e quindi credo che le risorse finanziarie dovrebbero essere calendarizzate con regole stabili per permettere una vera programmazione degli investimenti. Se proprio si ritiene necessario cambiare le carte in tavola, almeno si creino finestre temporali transitorie per i progetti già maturi, per non penalizzare chi ha atteso responsabilmente la nuova apertura. E quindi voglio dire, non chiedetesi resilienza a senso unico, datesi regole e risorse all'altezza. I giovani sono pronti a fare la loro parte, ma con strumenti veri, con annunci e non con annunci che evaporano al momento decisivo. E mi aspetto che la Regione possa ritornare sui suoi passi